Allora, signori, Mauro Nardi. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori sintonizzati su questa Emittente. trasmissione Sì. professionale. Senti Mauro, noi siamo tra l'altro collegati a condomini unificati, a parchi privati, perché siamo su 4 canali e so che gli editori ci tengono moltissimo alla tua presenza, quindi salutiamo Campania TV, Sì. quindi Nicola Turco e tutta la famiglia Turco, Tele Blu e anche in questo caso la famiglia Turco, Sì. Tele Urania, Salvatore Salvatore e Urania. Urania, che sono due persone che io adoro tantissimo. E poi che tra l'altro hanno un segnale fortissimo, cioè una televisione fortissima, un sacco di gente ci guarda su Teleurania, e poi Marzian TV che fa parte del gruppo di Marziana, Telebulla, sì, quindi insomma che saluto tutta, affettuosamente. Ma tutta guarda la che famiglia. mi hai ben detto Salvatore Uranio, Sì. è la storia, È la storia radiofonica e oggi televisiva. È oggi televisiva e hanno tra l'altro un bellissimo canale, un bellissimo Sì. numero 171. No, io ho fatto una diretta. Quindi lì. insomma, Ho fatto una diretta. allora come stai? Benissimo. Ecco, mi fa piacere perché tu ti svegli presto solo per me e questa è una cosa che mi riempie Lo sai, d'orgoglio. Cioè, tra allora, te e Sergio insomma, non puoi non svegliarti. Allora, c'è sai, sempre la prima volta, vero? Non te lo intanto durante il corso c'è sempre la prima volta. Allora, innanzitutto tra poco ascoltiamo tutto il disco, questo Sì. disco che si chiama Cantamore, no? Sì. E tra l'altro prima di venire in radio, lo conoscevo già, però per rinfrescarmi la memoria stamattina mi sono svegliato con Mauro Nardi e devo dire che è bello il disco, cioè ti dà una bella energia, è proprio il disco Ramatina. Però devo dirti una cosa, forse tu ti sei dimenticato. Tu sei stato il primo. battesimo. Io sono stato il battesimo, sono io il battesimo. Bravo, è vero, è vero. Questo disco l'abbiamo battezzato insieme, cioè la prima volta. La prima volta sì. Ecco. Era una prototipo, demo. È un demo. Tra l'altro non si potevano suonare neanche tutte le canzoni, Bravo, infatti suonammo soltanto strofa e ritornello. per evitare che si copiasse. Senti, Sì, è vero. Mauro, facciamo un po' di storia prima di suonare, perché mamma mia, quanti anni sono passati? Quanti anni di carriera festeggi? Allora, se io di carriera tra quelli non di successo, quelli diciamo il successo è nato nell'80, Sì, sono 34, però io ho iniziato nel 75 con l'orchestra di Gianni Desideri, sì, ero il cantante napoletano del gruppo e c'era Tess Cabre con una coppia americana e che c'era West e Dorighetz, loro erano i soci di West e Dorighetz. alla faccia. Poi c'era Emiliano, come se ti ricordi Emiliano, l'imitatore, Sergio Se lo ricorda. Sergio se lo ricorda, sì. Emiliano, poi c'erano le due Macumba. Sì. E che cosa eravate? Un gruppo musicale? Un gruppo musicale. E io come cantante napoletano che cantavo Mario Merolo, Pino Mauro, Renzo Di Domenico, cantava tutti. E andavate in giro per il mondo? No, per il mondo no. No. Ma per l'Italia sì, perché io sapevo quando partivo dalla stazione al deposito Bacaglio, che lì era il punto d'ora di partenza, e non sapevo quando tornavo. Quando tornavo? Sì, perché le autostrade non erano quelle che sono adesso, oggi, che per andare a Contursi ci metti un tre quarti d'ora, un'ora. Allora ci voleva 3 ore. Prima con il pulmino eravamo l'orchestra e 4 di noi artisti, si partiva e poi ritornava alle 6 di mattina. Senti, quindi in qualche modo mi viene in testa, avete fatto 100.000 lire al mese. Cioè, prendevi 100.000 lire al mese. Beh, insomma, siete stati l'orchestra italiana prima di Renzo Arco. Esatto, bravo. Senti, 100.000 lire al mese, quindi erano gli anni 70? Era la fine degli anni 70 all'inizio, sì? No, era a metà degli anni 70, il 75 e poi. Ecco, che si comprava con 100.000 lire? Non mi dici perché mi faceva sempre noi 3 mesi anticipati. Cioè, ma alla metà degli anni 70 400-500.000 lire erano. Sì, ti ricordi la prima cosa che hai comprato con i soldi tuoi, quelli che 100.000 lire, guadagnati cantando? La prima cosa andai a comprarmi pantaloni, giacche. Perché tu sei un fissato, adoravo il bianco, il blu, cobalto, quelli erano i colori miei. Con quante giacche te ne tornasti a casa? No, 3 giacche. Ma tieni ancora, guarda, quelle le puoi vendere all'asta, sono dei fatti. E perché poi sono diventate. E sono cimeli.
sono pezzi d'antiquariato. Allora, senti, Cantamore, questo è un disco che guarda un po' al passato, però non mi fraintendete, cioè c'è il Mauro Nardi degli anni 2000, facilità che si canta con grande facilità, perché poi quando tu, aspetta, perché c'è una cosa da dire, che quando ascolti una canzone di Mauro Nardi, tu vuoi che il ritornello sa da rapì, e perché se non sarà un ritornello, non ci sta Mauro Nardi, cioè o vai cercando, e devo dire che nella scelta delle canzoni qui sei stato molto bravo, perché tutti ritornelli. Ma credo... bravi anche gli autori che hanno pensato a ti conoscono e ti conoscono molto bene, perché non sono venuti meno neanche in una traccia. Partiamo dall'inizio. Alza il cursore, Sergio, la canzone si chiama Pensa ancora, che è una delle mie preferite. Infatti ti ricordo. Troppo bella. Quando l'hai sentita però questa è troppo forte, canta Mauro Nardi, ascoltiamo un po'. E siamo a Napoli, e qui fu Napoli, andiamo in onda da Gianturco a reti unificate, e c'è Mauro Nardi. Allora, siamo partiti perché stamattina facciamo anche un racconto, insomma, della vita di Mauro Nardi tra una canzone e l'altra, e siamo partiti dalla metà degli anni 70 con questa orchestra, arrivata prima dell'orchestra italiana di Renzo Arbore, dove mi dicevi che il titolare Giovanni Desideri, giusto, come si chiamava? Il maestro Gianni Desideri, non ti voleva nell'orchestra? No. Gianni no, e quello era l'orchestra della Rai senza rete, non so se ti ricordi. Certo che mi ricordo, certo. E tutti i musicisti formarono questa orchestra, questo show. E lui mi vedeva piccolino, dice, ma c'è orchestra della Rai, dice, ma ha visto questo tappiciello, però io ero l'uffianiello. Però a me chi mi conosceva era Franco Baldi. Ecco. E Tonino Fusco, l'agenzia ATAF, la prima che nasce in galleria, e insisteva, e una bella serata mi sono presentato sotto direzione di Tonino Fusco, disse tu domani sera vieni a Battipaglia perché poi non vuoi da far cantare varie canzoni. Allora io cantavo canzoni di Mario Merela, Mario Trevi, Pino Mauro, di tutti. Che è successo? Quando sono andato lì, vogliai spartite musicali, io piccerino, l'aredo palcoscenico, aspettavo, facevo maestro dove, e non mi cagavo proprio. Poi alla fine, quando poi mio cognato, a Buonanima, un modo più aggressivo, disse basta Guaglione ci volete far cantare queste due canzoni, già fatto una conclusione, sai, l'intenzione, ma chi era in buon senso. Cercò di smuovere le cose. Le cose. E Fusco disse, maestro, fategliele cantare, le canzoni, poi vedrete, appena sono salite lì sopra, la prima canzone è Brillante la Maronna di Mario Trevi e Mario Merela. Appena comincia quella viene in introduzione, fa brum, gente correte in da chiesa, c'hanno roba, appena plano si è esagerato. Alla fine non fece due canzoni, ne fece 4. E lì firmasti. E lì fu la conferma del contratto. 100.000 lire mese. Mamma mia. E poi quando mancavo, non ti dico. Senti, ascolta un attimo, io adesso ho il tassativo, ci dobbiamo per forza scollegare, però volevo sapere una cosa, quando è stata la prima volta che ti sei sentito veramente cantante? Cioè, hai pensato, adesso sto facendo cantante? L'ho pensato esattamente nel 1986, quando feci il primo contratto con la mia orchestra per gli Stati Uniti e feci 12 spettacoli con Toto Cutugno e facevamo primo tempo e secondo tempo. Allora quando mi sono visto nell'86, quanti anni fa sono? E sono un bel po' di anni. Mi sono visto che lì dopo un'ora di spettacolo la gente sempre applaudire e lì hai pensato... la mia orchestra ha detto allora so cantare, faccio l'artista nella vita. Senti, ci fermiamo perché c'ho il tassativo, ci teletrasportiamo, tempo 3 minuti, insomma, restate con noi. Sergio, attenzione, tempo 3 minuti e poi torniamo direttamente con le canzoni nuove di Mauro Nardi da questo disco che si chiama Canta Amore. Se la regia è pronta, fate presto, vi prego, perché il tempo è poco e Mauro Nardi tiene una vita a raccontare. Ci stanno teletrasportando, torniamo tra poco, restate con noi.
Mauro Nardi, allora mattinata speciale, devo dire la verità, siamo qui per suonare il disco Cantamore ma anche per parlare con Mauro, però permettimi di fare un attimo una cosa, devo fare gli auguri alla signora Concetta del Rione Amicizia, oggi è il suo compleanno, da parte del figlio Nando. Auguri anche da parte mia. Poi grande Mauro, un bacio da Tony De Vivo e poi ciao a tutti, sono Adriano da Qualiano, siete sempre stupendi, voglio salutare mia cognata Marica e mia suocera Carmela. Se volete scriverci 331 778 2872. Allora, abbiamo parlato, insomma abbiamo cominciato a parlare, ci siamo fermati, la domanda prima del tassativo, ti ho chiesto quando è la prima volta che ti sei sentito veramente cantante e tu mi hai detto in un concerto dove c'era anche Toto Cutugno, insomma tu facevi un tempo e lui una, eravate in tour insieme praticamente. Ma arriviamo a questa benedetta un'estate, com'era? Un'estate al mare. Ecco, un'estate al mare, prima di Giuni Russo credo. No, un'estate al mare. No, come faceva? Prima la si è rubata una sera, gli deva pure. Meraviglia, ecco. Allora, con questa canzone... Questa canzone mi ha fatto oltrepassare l'oceano. Ecco, e qui lì è successo di tutto, hai venduto un sacco di dischi. Sì, 1 milione di copie. 1 milione di copie, hai firmato un sacco di contratti, e il fratello di John Travolta ti faceva il parrucco e lui non si rendeva conto, perché poi la cosa bella di Mauro Nardi, perché ci sono dei cantanti che hanno fatto tante cose, no? Che hanno tutte le testimonianze, tutti i filmati, Mauro Nardi è un tecnico, ha pensato solo a cantare, e questa è la cosa. Secondo me quella è la ragione che dopo tanti anni sono stai ancora qua, ecco, perché non ci hai messo il pensiero. Ho fatto come quei bravi primari, si dedicano a una sola patologia e vanno, perché quello che dice è per il fegato e per il cuore non fa niente buono, non fa niente, invece faccio una cosa buona, ecco, nel tuo caso canto. Ma tu pensi il fratello di Johnny Travolta, no? Sì. In 8th Avenue di Brooklyn, una strada 8th Avenue, lui aveva una grossa parruccheria. Sì. Allora io avevo le mesce negli anni 80 e lui si innamorò di questo colore e lui voleva copiare gli stessi colori, e tu pensi che il fratello in Italia era il grande, io stavo con lui, se vive una bella fotografia, certo, non è una bella foto con frate John Travolta che ti sta facendo quei capelli. Allora io a New York mi sono fumato un sigaro con un po' di un bicchiere era un liquore adatto a quel sigaro, perché era abbinato, mi ricordo che stavo delle persone, c'era Sinatra si era seduto, che io non capivo niente, perché io sapevo dice I like you beautiful, allora, cose 1, 2, 3, 4 e 5, sapevo, e mo potevi farmi una fotografia. Certo, e invece niente, manca una fotografia con Sinatra. Ma anche tutti i girati che ho fatto, per esempio con Lucio Dalla, con i Pooh, che ho fatto cose belle con loro, non ho nessun documento. Senti, ti voglio chiedere una cosa, nell'ambiente, no? Non nell'ambiente dei cantanti, insomma degli addetti ai lavori, secondo te cosa si dice di Mauro Nardi? Cosa pensano di Mauro Nardi? Non lo so, io a volte... Dà fastidio Mauro Nardi? Questo è... Ma le persone imbecilli la pensano così, perché io sono uno che dice speriamo che escono giovani che sostituiscono come noi abbiamo fatto sostituire i nostri le vecchie generazioni, non sostituire, cantare la melodia, perché noi abbiamo un patrimonio che è la melodia. Se esce un giovane che canta melodica a me mi fa impazzire, perché dico è bravo, perché significa che lui dentro c'ha un qualcosa di importante che vuole esprimersi e che vuole alla gente gli vuole trasmettere la sensibilità dell'amore nella canzone, di quello che lui esprime quando canta. Senti, chi ti ha aiutato di più? Chi è stato fondamentale per la tua carriera? No, io posso dirti una cosa, a me non mi ha dato niente nessuno. No, mai? No, ho fatto tutto da solo, la mia popolarità me la so creata da solo. Anzi, io ho steso la mano e l'ho fatto con piacere, io lo dico sempre. Per esempio, tua moglie è stata importante? Importantissima. Sì? Perché? Ti spiego, perché noi artisti, la nostra fortuna è la compagna, perché noi non ci siamo mai sposati. Noi una volta che ci sposiamo diamo alla compagna, la castighiamo a una vita un po' particolare. Innanzitutto se non è intelligente non ti dura, perché
noi stiamo sempre con le ammirazioni delle persone, certo. siamo sempre che dobbiamo uscire fuori. Ma poi c'è sempre la mancanza di tempo, no? Il fatto di stare da una parte e dall'altra. Però quando sei intelligente, che capisce che il tuo lavoro, capisce che ci sono momenti che bisogna sacrificarti, perché poi ci sono anche gente che vanno a lavorare fuori per poter stare pochi giorni con la famiglia e per sopperire quelle che sono le spese, i sacrifici. Noi siamo dei signori, a noi siamo dei prediletti. Certo. Noi fai bene a dirlo. Il Signore ci ha dato veramente una cosa un regalo. Un regalo. Che bisogna saper usare, quella è la cosa. Lo so. Senti, si parla molto di questo rapporto che c'hai con Gigi D'Alessio, moltissimo. Perché vuoi tanto bene a Gigi D'Alessio? Ma io c'è un proverbio che dice se mi conosci non mi lasci, ma se mi lasci non mi hai conosciuto. E io posso dirti che se tu conosci Gigi come uomo, non artista, togliamo da mezzo il cantante, come uomo, c'è un ragazzo che a volte è stato frainteso, perché a volte si dice la più bella parola è che la canzone dice. Tu se dici la verità stai inguaiato, si dice la bugia vai buono, perché capite, è tutto a posto. Allora lui è stato uno che tutte le sofferenze e le belle cose lui l'ha saputo amministrare. Ma ti ha aiutato in qualche modo? Cioè ma Gigi la famosa scia nazionale, no, di Gigi D'Alessio, così tanto invidiata dai cantanti napoletani? No, Gigi sai che fa? Se mi trovo Gigi e Baglioni, no? Io stavo in una serata, stavo con lui con Baglioni. Allora ci siamo divertiti, no? Allora lui, sai che racconto io che era quella che lui voleva farmi l'arrangiamento, e io lo negavo perché io stavo con Chiaravalle, no? Ecco. E lui diceva, io facendo Mauro Nardi prendo clienti, perché se l'ha fatta a Mauro Nardi poi vado pure io. Allora lui non ho mai potuto farci fare un GD a Mauro Nardi. Perché? Perché io stando a Milano con Chiaravalle non potevo fare, però lui disse fammi una cosa, allora arrangiami 2 canzoni. Napoli e chi di femmina, io Vesuvia. E ti posso dire, sono passati 25 anni, quelle che ha arrangiato Gigi sono più attuali adesso che prima. Che 20 anni fa. Senti, ma... e poi c'è un rapporto Baglioni, quando hai incontrato Baglioni, le conosceva le tue canzoni? Sapeva... No, lui ci cantavisse, belle. A Gigi D'Alessio cantava Baglioni, canzone Mauro Nardi. Ma tu a Gigi D'Alessio gli dici, senti, mi fanno una di tante, chi le tu canta? Non esiste. Allora, musicalmente Gigi, oltre quelle che lui fa a livello nazionale, internazionale, lui non ha lasciato niente. Quello che c'è dietro, lui è al momento opportuno, infatti l'ha dimostrato. Gigi non ha mai cantato napoletano, no? Certo. Ma bene o male, tu sei una cosa grande. Tutte quelle cose che noi abbiamo ascoltato attraverso la televisione sono esperienze, perché lui lo sa, dice la voce mia non è adatta, però io cerco di fare un qualcosa che bene o male Gigi D'Alessio... Quando parli di Gigi D'Alessio c'hai il sorriso stampato sulla bocca. No, voglio bene, che è una bella persona. Ok, suoniamo il disco Sergio Cursore, Si volisse bene a me, dal disco nuovo di Mauro Nardi. Mattinata speciale, state gradendo molto la presenza di Mauro Nardi, ma non avevo dubbi. Allora 331 778 2872, 331 778 2872. Allora sono Giuseppe di Afragola. Mauro Nardi, sei un grande cantante. Poi ciao Mauro Nardi, sono Antonio, mi puoi dedicare i ricordi? Un bacio. Sono Mary, vorrei ascoltare Innamorarsi un po' a cappella, se fosse possibile. La canti chi? Innamorarsi come brutto si succede. Che meraviglia sta canzone. Innamorarsi ti scordi che hai voluto bene ieri. Innamorarsi pure se ti ha nascondere per ora. Serve sto cuore, aveva bisogno ancora di te. Ma che già facile, non sente la musica, pare che... È bello però, ti assicuro che è bello lo stesso. Allora Mauro, sei un grande, da Roberto Brigante, da Marano, poi Chiara Neomelodica che salutiamo, un saluto al grande Nardi, che è il numero uno. Senti, Chiara, voglio girare io la domanda di Chiara, questa di Chiara è un'affermazione, non è una domanda, ma secondo te chi è il numero uno della musica napoletana, qualora ci fosse il numero uno? Il numero uno? Sì.
per musiche, insomma, per vita, per carriera, per canzoni, per personalità, una persona verso la quale guardi? La persona che guardi? Non so, una persona che hai sempre stimato, un artista che hai sempre stimato. Ma ne sono più di uno, per cui non do il numero, affermo più le qualità che sono... È uno che ha tante qualità? Metti in difficoltà. Lasciamo perdere, pensaci. Tanto tra un po' c'è il tassativo, anzi se la regia mi fa sapere se tra un po' mi devo fermare mi fa un favore. Allora, sono Susi da Capodichino, saluto mio marito Gigetto, mi fate ascoltare il grande Mauro Nardi, è qua e te lo stiamo facendo ascoltare. Poi, ricordiamo che venerdì prossimo c'è ospite Salvatore Cautero, ecco che noi mandiamo un saluto. Bene, certo, lo stiamo facendo. Allora, il numero 1 non me lo vuoi dire, però ti voglio dire una cosa, era una provocazione la mia, perché secondo me ci sono un sacco di artisti napoletani che in qualche modo andrebbero riscoperti, no? Anche se non ci sono più, insomma, e sono passati ad altra vita, però c'è qualcuno che secondo me tra i giovani andrebbe riscoperto? No, ti spiego, magari tu dici il tuo desiderio, oppure solo una cosa dico. Se oggi Gigi finisse, sì, Salda vince, sì, poi napoletano, perché per cantare napoletano ci vuole documento targato a Napoli, sì. Ci vuole il DNA targato nato Napoli. a Napoli. Nato a Napoli, certo. Se cantano napoletano, Certo. Non ce n'è per nessuno. Fai bene a dire questa cosa perché c'è una tua vecchia storia, insomma, di un episodio successo su una radio, però io sono d'accordo con te, perché ci sono personaggi, per esempio Gigi Finizio, non tanto Salda Vinci perché lo trovo molto teatrale, e quindi chiaramente Sal ha una carriera diversa rispetto... Sal è nato nel teatro. È nato nel teatro, ma credo anche che il suo interesse sia quello. Tecnicamente con la loro voce. Però io ho sempre pensato, e l'ho detto 1.000.000 di volte, che se Gigi Finizio cantasse in napoletano, insomma, riuscirebbe veramente a regnere tutto il teatro rumun. E sai perché? Io ho l'impressione, perdonami, che la lingua italiana tolga un po' a Gigi Finizio piuttosto che mettere, per una questione di DNA, perché a Palasport qua. E ci sei anche tu? Il 27. Il 27. A fare che? A cantare cosa? Lo vado ad ascoltare, non sei sul palco, lo vai ad ascoltare? No, dietro, ma è un grande amore, non ci sta niente da fare. Tu vuoi bene alla persona? Sì. Io lo dico e tu vuoi bene a Gigi D'Alessio. Anzi, ma infatti te lo sto facendo importante. Ma guarda che questa cosa non era mai venuta fuori, nessuno te l'ha fatto mai dire. Allora ti spiego una cosa, pensi da premettere dei miei successi, la quantità di successi, a me me l'ha data Nino D'Angelo. A me D'Angelo ha scritto per me canzoni che sono la storia di Mauro Nardi. Sì. Però lo voglio bene, però Gigi è una cosa e Nino è un'altra. Senti, ma se io per esempio adesso in questo momento mettessi una canzone, io la su cursu, mettessi così, si fa per dire, mettessi. No, perché pensavo, se io mettessi una canzone di Gigi D'Alessio, no? Tu ci canteresti un po' sopra, voglio cercare di mettere una cosa però, che ne so, quel che resta del mio amore ti dice niente, oppure sei importante? Allora, tu quando mi fai cantare italiano è come cantasse pechinese. Ma io che sto voglio fare, Mauro? Ma scusa, ma la contaminazione, però aspetta, lancia questa, alza il cursore un attimo. È la cosa più semplice. Ma guarda, mi basta anche che tu faccia la insomma, non c'è bisogno. Tu ci mi abituate a un ritornello, come dice arriverà il ritornello di questa canzone. Questo è anche un pezzo famoso. Tra l'altro sono tutte famose quelle di Gigi D'Alessio. Ma i dischi di Gigi D'Alessio ce l'hai a casa? I CD ce li hai? Te li regala o te li compri? No, addirittura lui si permette addirittura di darmi prima di Sanremo. Io già avevo il pezzo a casa. Per farti sentire com'è la canzone? Sì. Allora, nell'attesa del ritornello leggo un po' di messaggi, aspetta. Sono Giuseppe di Afragola, Mauro Nardi, sei un grande cantante. Poi Mauro, sono Jenny da Napoli, sei bravissimo, mi fai ascoltare Dopo ha fatto amore, un saluto da parte mia, mamma Rosaria Baldi. Ciao mamma Rosaria. Poi sono Jennifer di Somma, Mauro sei un grande, mi dedichi una canzone, baci a tutti. E poi ciao, sono Mario, Mauro Nardi, mi canti un po' a cappella, Radio Lupara? Mamma mia! Mamma mia! Aspetta, alza che qua arriva il ritornello, voglio il la 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 di Mauro Nardi, aspetta. Poi mi sveglio e trovo accanto a me il tuo corpo senza te, che mi dai per far l'amore. Tutto
tutto il resto l'hai portato via, qui non è più casa sua, tuoi somigliari a Dio, e tagliando a pezzi il cuore mio, ogni giorno butti via quel che resta dell'amore. Vorrei morire lontano da te, ma quando senza te vorrei comprare tutto per me. Scusami se con te sono stato letto anche a volte romantico e credevo che ti piacciono a me. Adesso la grande forza di Gigi D'Alessio, guarda che sta cantando anche il napoletano, questo è un pezzo famosissimo, tra l'altro a metà nella carriera di D'Alessio, quando stavo facendo, come dire, il salto verso non dirgli mai. Ma non mi permette, ma... È bello però sentirti fare anche il la la la. Allora, credo di avere il tassativo, suppongo, se mi guardate, se la regia mi fa sapere, io lo mando. Senti, allora, Mauro Nardi, sapete perché è bello? Perché lui tra una cosa e l'altra, è vero che, come dire, non tiene una fotografia con Frank Sinatra, non tiene, che ne sa, il fratello di John Travolta, ci faceva i capelli, io non tiene una fotografia, però lui parla sempre della famiglia ed è una cosa che mi piace molto. E poi credo che avere un punto fermo per gli artisti quando sono così famosi come Mauro Nardi, che viaggiano e roba varia, è veramente una cosa importante, cioè la famiglia ti salva la vita, ti salva il personale, aiuta la tua personalità, ti dà dei paletti in qualche modo, poi no? ti dà forza e tu puoi combattere tutto. Segna il tragitto. Quanti figli c'hai tu? Sono due. Due, maschio e femmina, giusto? Sì, E questa donna di cui ne parli innamorato dopo tanti anni? Sono 37 Era la anni. donna più bella, è stata lei a venire da te o sei stato tu ad andare da lei? No, io in proprio lei si truccava e si affacciava al balcone, diceva, ma scindo. Ma scusa, ma si truccava per farsi guardare da te? No, perché era piccolina, 16 anni. E tu che dicevi? Shin! Sì, ma il trucco si affaceva. Io ero amico dei fratelli. E quindi potevi o non potevi avvicinare? avvicinare? Andavo a ballare con i fratelli, andavamo al cinema, però Sì. a me era tutta scusa per gli da soli, capito? Bene, insomma, sei sorella, un uomo fortunato. Allora, c'ho il tassativo, ci teletrasportiamo, potete anche portarmi in Antonella Clerici per 4-5 minuti e poi torniamo con Mauro Nardi bello. e le sue canzoni, disco nuovo che si chiama Cantamore. Ecco qua, ci stiamo teletrasportando perché vedo che sono sparite le barre, ecco qua. Torniamo tra poco, restate lì. Senti, però una curiosità, visto che c'era un signore che chiedeva, Mario, che è sta Radio Lupara? Canto un po', allora, sicuramente è un siciliano. Che cos'è? Non la Un conosco. siciliano, perché ti spiego, nel 77 Sì. io ho registrato, c'era una radio, si chiamava di Brunetti, Radio Lupara, a Sì. Palermo, era la prima radio. Era la tua radio nata a Palermo per i palermitani e per i cantanti napoletani. Ok. E io mi ricordo di aver registrato un brano, si chiamava Radio Lupara. Sì. E questa radio faceva a te Brunette, a tutte le migranti, parlava di Lucciardone, cioè il carcere. Quindi era quasi un jingle, insomma. Rosalia che gli mandava come se fosse una serenata a lui che lei aspettava suo marito che stava in carcere. Era bellissima. Era bellissimo. Che poi nel 77 nacque un episodio che mi fermò la polizia. No? Cioè, che è successo? Io non era Mauro Nardi, no. Di adesso. E stavo dicendo, io sai tutto preso perché io venivo da cantare in una villa importantissima, Sì. erano le 4 di notte, Sì. mi fermarono, io stavo con due persone che mi accompagnavano e lui erano pregiudicati. Sì. Io poi non è che cerco i documenti, quando, persone, però erano gli anni d'oro della Sicilia. E mi ricordo che io vicino a questa poliziotta, Sergio, guardi, io sono il cantante quello di Radio Lupari, dissi il poliziotto, non ti preoccupare, non faccio cantare dal vivo, non stai in questura. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, ciao Mauro, sei un grande, sei... A Rosalia, innamorata mia, tutti i giorni penso sempre a me, a mamma mia,
la notte, vabbè, ma ricordo. Senti, manda i saluti a Carlo Brigante, entra cara, entra. Allora, Carlo Brigante, vuoi mandare i saluti a Carlo? Voi, la vostra forza è quella signora lì. Lo so. Manda i saluti a Carlo, ti prego, che altrimenti ci resta... Ciao Carla, no, anche perché dai, c'è la verità, io sono uno che stima tantissimo il lavoro delle donne, perché oggi loro non hanno una sola marcia, ma ne hanno due. Ma da sempre, secondo me. Allora, Mauro, sei il numero uno, le tue canzoni mi fanno impazzire, mi puoi fare ascoltare un po' Signora, live, Salvatore da San Pietro, prego, se no ci restano male. Una signora, che correre dall'amore, tiene i figli in casa, non ti puoi innamorare, signora. Non sta bene che tu ti anni che stasera, perché non te li ascoltare, sei una signora. Provo un piacere fisico. Ma Mauro, sono Maria, mi dedichi una canzone a piacere, poi siamo Nines, perdonatemi se sbaglio i nomi, e Anna da Somma. Vogliamo ascoltare una canzone di Mauro Nardi. Sono Antonio da Melito, mi fai ascoltare Ma quan torna a me? Questo è di Sergio, questo l'autore è Sergio Donato. Ah, l'autore. Ma quando torna tu te, sei contenta così? Dove lo trova il tempo? Anna da Secondigliano, dove lo trova il tempo su Sergio Donati scrivere tutte queste canzoni? Ma bella. Non lo so. Imma da San Giovanni, Mauro, tu sei il numero uno, sono 30 anni che ti seguo, mi canti, ricordi la cantata? Sono Anna da Sant'Antimo, volevo dedicare Innamorarsi a mio marito felice. Ricordo non l'ho cantata. Scusa, te l'ho chiesta prima. Ah, giusto, no, vai, canta. E ma tu stai, chissà si pensa a me, chissà che fai mentre io moro per te. Sto cuore mi non ti ravarò per ogni momento chiamo solo a te, ma tu non senti, non mi puoi sentire, già stai lontano mentre io sto a soffrire e sto piangendo sulle essenze te, mentre tu stai con te no con me, e per un giorno chiudo io sono rimasto sulle essenze te. Allora, noi purtroppo, sei grandissimo, allora noi purtroppo ci dobbiamo tare, io mi auguro tanto che tu possa tornare quando ti scita, che ne so, quando hai voglia, però... No, perché la mattina cantano i cani, noi ci stiamo cavando, ecco, perché poi senti. Pure Gigino, Da Vinci, canta. Lo Senti una sento cosa. che a mattini qua è sacrificate, però è bello chiaro. Belle, chiare. Allora, senti una cosa, però, io sono diventato un poco famoso per i miei giochetti cretini, ecco, e allora adesso ne devo fare uno con te. Dimmi. Perché altrimenti mi dicono poi è venuto Mauro Nardi, non te se mi sa pazziare. No, pazziamo. Allora io adesso ti faccio un po' di nomi di colleghi, no? Sì. E tu puoi decidere se con questi colleghi ci faresti un duetto, sì. Ecco, ci andresti a cena insieme, sì. O ci facesse solo un messaggio per salutare. Ecco. Allora, partiamo da Franco Calone, ci faresti un duetto, ci andresti a cena insieme o ci mandasse un messaggio per salutare? No, un duetto con Calone ci potrebbe stare, sai perché? Perché? La voce mi piace, canta bene, e anche lui è di Pozzuolo, però canta bene napoletano. Canta bene, di Pozzuoli, ma canta bene napoletano. Ma può pure succedere, perché non è la prima volta, me l'hanno detto alcuni amici in comune che abbiamo io e Franco, per cui... Potrebbe. Sarebbe pure bella, perché sono due colori di voce uno più belli in alto. Allora, dico che colore... Con te, anzi sarei anche contento. Natale Galletta, ci mandassero un messaggio per salutare, un duetto insieme o a cena insieme? No, un messaggio. Per salutare. Per salutare proprio. Ecco, Carmelo Zappulla, sì. Che ci facesse un messaggio per salutare? Lui. Per cui posso dirti una cosa, a volte sai, le persone bisogna conoscerle per giudicarle, io non lo posso giudicare, tanto potrei fargli un messaggio, tanto potessi pure all'IET, cioè, dipende. Il fatto che ti ho detto, se mi conosci non mi lasci. Se mi lasci non mi hai conosciuto. Carmelo, state registrando perché sta dicendo delle cose addirittura a letto con Carmelo Zappulla, mi sembra, all'avanguardia. Vabbè, era un modo, era una metafora. Ma ci siamo fatti Vicchiarilli e Carmelo. Ecco, bene, Gigi Finizio, a cena insieme, un messaggio per salutare o un bel duetto? Un bello duetto con Gigi, un bello duetto, ma chi è un grande artista, mica fa un duetto con Mauro Nardi. No, ma poi adesso canta napoletana. No, lui sai che c'ha di bello proprio. Che lui le amicizie le
pure pochissimo. Lo so. Senti, io Natale mi scrive una lista tanta per salutare pure lo scopatore che tengo a Bascio Palazzo, no? Per l'auguri. Finizio secondo me per essere uno normale come tanti. Allora, volevo dire una cosa, tu hai già duettato con Maria Nazionale, ma con la nuova Maria Nazionale, quella tanto nazionale, no, che faresti? Anche lei ormai è una VIP, per cui si è dimenticata quando il maestro Chiaravalle disse c'è una canzone, fai con Maria. Sì. Io conosco Maria dalla nascita, per cui ci ho dato una bella collaborazione e quando io feci, mi era un bello spunto. Lo saccio, Mauro, nel 1995 un saccio troppo bello. Sì. C'erano tutti i neomelodici. Lo so. Maria, che io ho sempre stimato come artista, è una ragazza che canta bene, bravissima ragazza. Sì, lo so. Io mi dedicavo a lei e non ti nascondo. Anche di nascosto, perché a volte sai, io per evitare che si potesse fraintendere, io anche, nascondevo anche dalla mia famiglia, poteva pensare qualcosa, però c'era un grande affetto perché io volevo un bene da morire a Franco Chiaravalle, che era il suo compagno. E Franco disse, ma che a Maria a Napoli Maria a Napoli si canta napolitana, ce ne stanno un sacco, non succede niente. Maria deve fare un disco. Facciamo una cosa, perché non facciamo? Io ho un'idea, una bella canzone, tutti e due. Ma sta a disposizione. E io ero il cantante Mauro Nardi che alla Fonit Theatre prese un contratto e prese tanti soldi, cioè voglio dire, poteva anche dire, mi dispiaceva come cantava, io dissi maestro, e abbiamo fatto Franu. Che è bellissimo. Quando abbiamo fatto questa canzone, nel nostro ambiente c'era un impresario che si chiamava Tonino, Tonino che prese tutti i cantanti, o Tonino o Masticella. C'era Tonino Masticella che prese tutti i cantanti tranne Mauro Nardi, perché io non mi sono voluto mai legare con nessuno, perché se io sono amico con tutti, voglio essere libero, si voglio neanche te, non voglio neanche, e poi con me l'impresario non può esistere, perché io sono troppo amico con le persone, per cui non posso dire venite con l'impresario, no, io voglio un contatto con me. Poi dopo, quando è scelto fra noi, tutto è perduto fra noi, e quello che soffriva ingosciamente, tu sai, io un solo duetto, però portava anche a cantarla con me. E sai, a volte la compagna che è intelligente, sempre può anche dargli fastidio, ma era sicuro di me. Era sicuro di me, lo facevo per Maria. Però dopo, che è successo? Che tutte queste cose la gente si dimentica, è un peccato. È un peccato. Gli ultimi due poi ci salutiamo con Valentina Stella, che fai? È troppa carnale la compagna mia. Quindi che ci fai? Pure notte mi telefona, per me sarebbe sempre... Ma questo è Napoli. Questo è Napoli, insomma. Quindi un duetto insieme con Valentina Stella, lo faresti? Un duetto, un messaggio d'auguri, una mangiata assieme. Tutto coso con Valentina Stella, hai già capito? E allora l'ultimo con Franco Moreno, che faresti? Tutore era un compagno. Salvatore. Ma quando cito certe persone ti si allarga la bocca. Salvatore, se lui riesce a fare subito il brano lo facciamo anche subito, anche con questo che io so un mercato. Franco, guarda, allora il brano lo scrive Sergio Donati. Scrivilo Sergio, perché lo stiamo cercando. Io e Moreno. Ma guarda che Sergio non scrive una canzone da 20 anni, troverà il tempo veramente. Ma tu sai che Moreno, nel momento che lui gli stava avendo un pochettino la noia di questo lavoro, gli dicette, ma tu sei pazzo. Guarda, si mi rimangono poche persone e tu devi cantare, perché sai, a volte l'epoca non è più quella di prima, lo so. Però tu ti devi adeguare a quello che... Però Moreno ha fatto un disco ultimamente che è molto bello. Lo so bene. Senti, tra i giovani, ci salutiamo, io resterei qua fino alle 3, ma non è possibile, mi scollegano. Tra i giovani, per citarli, te ne cito 4 e tu scegli, ok? Con chi faresti un duetto e roba. Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Alessio e Nenzi. Con chi... La verità? Proprio la verità. Con tutti e 4. Ma tu sei peggio di Sergio Donati. No, sai perché? Che Nenzi canta bene. Nenzi canta bene. Milena canta bene. Canta buono. Rosario canta bene. Alessio canta bene. Cioè, a parte che è la gioventù che poi mi daranno più spirito di essere anche io un ragazzino. Sergio deve scrivere 5 duetti. Uno te Nenzi, te Emiliana, te Rosario, te Alessio e te Franco Moreno. Non c'è problema. Ma no, ma neanche per lui, ma figurati. Che le scrive 7 io canzoni. Ho fatto la lista di tutti quelli che io ho dato la mano. Che io posso dire che era Padre Pio, stanno a voce a me facevano successo, senza capire. Se non c'è la canzone,
Non c'è l'interpretazione d'altro. Ma sai, scusa, ma in realtà il miracolo sarebbe cantare, fare un duetto con qualcuno che non ha mai cantato. Puoi fare un duetto con me? Se ho successo io, sei Padre Pio. Ti dico una cosa, attenzione, non sottovalutare, perché ti spiego una cosa. Posso reppare. È bravo, per il colore di voce che c'hai. Lo possiamo fare? Certo. Sergio, ma scriva canzone. Ma tu sei Rocco Hunt. Rocco Hunt. Ci siamo incontrati prima di Sanremo sul treno. Sì. Sul treno andavamo a Milano. Sì. Io andavo da mio figlio e lui andava dalla discografia perché stavano organizzando per Sanremo. Io non conoscevo questo ragazzino che è un bravo ragazzo. Quando io sono sceso a Bologna per fumarmi una sigaretta, sai, c'è la pausa, Mauro Nardi, Mauro, ci ha fatto una fotografia perché mi amava pazzo per te. Così spontaneo, io gli dissi, scusa, senti, ma dove devi andare? A me, no, io faccio musica, E io dissi, la Maronna da compagna, sai come un genitore, una mamma, la Maronna da compagna, non ti preoccupare, complimenti. Hai capito che io ho saputo dopo Sanremo che Achille Rock... Allora, ci dobbiamo salutare, vi volevo dare il numero del cellulare 331-778-2872, poiché Mauro non va mai da nessuna parte, allora facciamo una specie di associazione. Voi a partire da adesso, per una settimana, cominciate a mandare messaggi con la pala, vogliamo Mauro Nardi, se arriviamo a 100 messaggi tu turn? Ma pure a 50. Ah, pure a 50. Allora... Sai perché? Perché mi stai dando un'opportunità, credimi, sull'anima di mia madre, te lo giuro, veramente dal profondo del cuore. Io potrei dire tante cose. Lo so, però c'è bisogno, ma mi prometti che veramente torni? Anche la settimana prossima? Sì. Se ti facciamo chiamare torni? Tu con me devi parlare dagli impresari, dai musicisti, a tutti con me, tutti i gastori, tutto qua. Io sono lo schedario dell'ambiente, oggi grazie a Dio che mi dà ancora forze posso... Tassativo, devo tagliare perché altrimenti ci tagliano, regia, mandatemi il collegamento, grazie, Mauro Nardi torna, me l'ha promesso, massimo 10 giorni e sta qua. Ciao. Grazie a Mauro, grazie a tutti, torniamo tra poco.